Conto alla rovescia che si esaurisce per la quinta corsa dall'Arcoveggio di Bologna, una prova riservata ai gentleman, sono in 8 al via, prova per cavalli anziani a reclamare a prezzo base 6.000 euro per i 5 anni. Con il numero 1 Antares 3, 2 Zefanina, 4 Camelot R, 5 Valpicetto Jet, 6 Zardei Baba in seconda fila, 7 Asia LL, 8 Commander Lake, 9 Annie Pan. Il favorito della corsa è Zardei Baba, numero 6 con Michele Bechis, reduce da una bella affermazione in quel di Modena, numero esterno per il favorito. Macchina che prende velocità, entra in retta, partiti. È veloce proprio Zardei Baba che cerca di andare a condurre e ci riesce ad imboccare la prima curva, scende in seconda posizione Camelot R, di fuori c'è Valpicetto Jet, alla corda Zefanina avanti ad Antares 3, seconda pariglia per Annie Pan, poi ancora Asia LL alla retroguardia Commander Lake. 14,6 per i primi 200 metri di corsa di Zardei Baba che ora rallenta il ritmo sulla retta opposta alle tribune e cerca ovviamente di risparmiare tutte le energie possibili dopo una leggera spesa iniziale per prendere la testa. 31 per i primi 400 metri di corsa, Zardei Baba al comando, a ritmo ora molto blando, di fuori Valpicetto Jet allo steccato Camelot R che precede Zefanina, seconda pariglia esterna per Annie Pan, la quale è avanti a Commander Lake, Antares 3 e Asia LL chiudono il gruppo. Davanti alle tribune Zardei Baba prosegue indisturbato leader, Camelot R è sempre secondo in corda con accanto Valpicetto Jet, gli 800 in 1,1,7 con una frazione più svelta ora. Zardei Baba bello agganciato alle guide, inizia ad accelerare, guadagna un paio di lunghezze a Camelot R e a Valpicetto Jet, in 1000 metri di gara se ne vanno in 1,16,6 con il leader che allunga, Camelot R che si mantiene sempre in scia, di fuori Valpicetto Jet, poi allo steccato Zefanina, quindi Antares 3 a 400 metri dalla conclusione. Zardei Baba è in evidenza, ha sparato un 14,4 per la retta opposta alle tribune, Camelot R sempre secondo, avanti a Zefanina che ha accanto Valpicetto Jet a 200 metri dal palo. Zardei Baba è in netta evidenza, Camelot R prova a spostare al suo esterno, Zardei Baba che cerca la difesa da Camelot che insiste con decisione all'esterno, si difende Zardei Baba, ci prova Camelot R che però non va più avanti del salchi del battistrada e vincitore Zardei Baba. Michele Bechis 29,5 a chiudere, 1,15,3 il ragguaglio cronometrico, Alessandro Raspante al training, la proprietà della scuderia B&B. Facile al traguardo il numero 6 dello schieramento, prende la testa e vince come vuole Zardei Baba, Michele Bechis al secondo posto bene Camelot R, mentre per il terzo lo sprint a centropista di Antares 3 le permette di agguantare la terza moneta avanti a Zefanina.